Oggi ho l'onore come presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo APS di presentare in diretta Facebook e YouTube l'evento Veneto Oltremare, dedicato alla lingua veneta, parlata in Veneto ma anche oltre i confini tra le nostre comunità venete nel mondo. Ci troviamo qui nella sede della Biblioteca delle Radici, dove abbiamo tantissimi documenti, libri che parlano, testimoniano il fatto che la lingua veneta viene parlata oltreoceano. Ricordo dal Messico, Cipillo, a Argentina e soprattutto in tanti paesi stati di Rio Grande do Sul. Qui abbiamo per esempio il dizionario di Darcy Luzzatto, Talian, o il dizionario portoghese-italiano che lui ha scritto, questa importante opera, ma ricorderemo nel corso della serata anche il paese di Serafina Correa, dove siamo stati in tante occasioni, e tanti altri dizionari, pubblicazioni anche per la scuola per insegnare all'estero la lingua veneta. Quindi un progetto che nasce per conservare e valorizzare le testimonianze storiche e linguistiche che legano le nostre comunità al proprio territorio di origine, valorizzando allo stesso tempo gli usi, costumi e le tradizioni. Prima di passare la parola al presidente onorario Ettore Beggiato, do il benvenuto a Luciano Sandonà, presidente della prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, da sempre vicino alla nostra associazione e che conosce molto bene le nostre comunità venete al mondo. Cari amici veneti, cari fratelli veneti, un saluto a tutti e un grande abbraccio a tutti voi altri che rappresentate comunità venete nel mondo. Vi conosco tanti di voi altri, conosco tante, ho visitato tante delle comunità e vi assicuro che vi portiamo tutti nel cuore. Vi porto anche i saluti della Regione Veneto, il nostro governatore Luca Zaia. Faccio i complimenti per questa iniziativa ancora una volta portata avanti da Aldo Rozzi Marini, dalla Veneti nel Mondo, che si è sempre molto attivi in questo settore. La Regione ha portato avanti in questi anni qua tante iniziative e vi porta veramente porta avanti il legame che ha con le comunità venete. Ricordiamo le norme sulla lingua di Ettore Beggiato, le norme sulla grafia veneta, ricordiamo le norme sulla valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio nell'Istria Veneta, la cosiddetta legge Beggiato, le leggi che riguarda, diciamo, i veneti nel mondo, che sono delle leggi uniche nel suo genere in Italia. E poi vi ricordo anche le norme che riguarda i comuni onorari nel Veneto. Abbiamo un premio che di anno in anno viene dato a un comune che porta avanti le iniziative di valorizzazione dell'identità dei veneti, e su questo chiedo a tutti quanti di portare avanti nelle proprie comunità diciamo, proprio il fatto di fare questa domanda per fare la domanda come comune onorario del Veneto. Quindi sicuramente il nostro legame è forte, è fortissimo, parte sicuramente dalla lingua, e in questo la Veneti nel Mondo, l'iniziativa è particolarmente importante. La nostra lingua è il fattore che unisce tutto, dopo che c'è tutto il resto, quindi i nostri valori religiosi, i nostri valori del lavoro, del grande attaccamento al lavoro, i nostri valori anche cristiani che ci unisce, che mi unisce tutti quanti e tutti insieme. Ecco. Tutto questo è un fattore fortissimo di identità che mi dà anche forza a noi altri per portare avanti le nostre iniziative in Veneto, perché ogni volta che visito una comunità veneta in giro per il mondo mi sento più forte e mi sento più veneto. E cose sinceramente che dà delle sensazioni uniche e che grazie a voi altri, diciamo, continua a vivere anche non solo lo spirito vostro come veneti, ma anche lo spirito nostro all'interno della regione. Quindi grazie, un struccone a tutti
e buon lavoro a tutti quanti. Ringrazio il Presidente Sandonà per il suo intervento e la Regione del Veneto per il contributo a questa iniziativa. Ettore, siamo a parlare appunto di il Veneto, una lingua, un popolo che viene rappresentata da questa bandiera, la bandiera di San Marco, che sventola dagli anni 90 negli edifici pubblici e nelle scuole del Veneto. Rappresenta un popolo che è riconosciuto dallo Statuto della Regione del Veneto e un popolo che ha una lingua comune che viene parlata nelle famiglie, tra gli amici, negli uffici, nei nostri paesi. Do a te la parola ricordando come Ettore Beggiato è già stato assessore regionale all'identità e all'emigrazione veneta e durante il suo assessorato pubblicò il manuale di grafia veneta unitaria a cura della Giunta regionale del Veneto, che è stato inviato a suo tempo a tutte le biblioteche della regione del Veneto, alle scuole e ai circoli dei veneti nel mondo. Ma dopo quell'incarico istituzionale è sempre stato un fervente difensore, un coltivatore della lingua veneta e gli articoli sui giornali sono tanti e il tuo impegno con le nostre recenti viaggi, missioni all'estero, trovare le nostre comunità. Sì, un caro saluto a tutti intanto, a tutte le venete e i veneti in giro per il mondo e un plauso ancora una volta all'Associazione Veneti nel mondo, nella figura dell'amico Aldo che continua in una maniera straordinaria a portare avanti questo lavoro di contatto, a risvegliare tante coscienze dei Veneti, che si trova in giro per il mondo. Ecco, quindi anche questa iniziativa ha proprio questo significato profondo di far capire quanto importante che sia la lingua, che sia un vero e proprio pilastro del nostro popolo. Quando che uno parla la nostra lingua, automaticamente non importa da dove che arriva, non importa il colore del suo paese, ma entra a far parte della nostra grande famiglia. E quindi la lingua è proprio tutto questo. E non tutti lo capiscono, anche fra noi altri. Questo è la lotta che abbiamo a fare anche fra i veneti del Veneto. È una lotta tanto difficile perché c'è questo tentativo di sminuire, di farla passare come una roba del secondo piano. E questo, ripeto, è fondamentale e lo capiamo quando che guardiamo la storia di altri popoli che ha sempre considerato la lingua come ripeto, un pilastro nella battaglia per la difesa della propria identità, dei propri diritti. Una delle difficoltà che sempre si viene detta, no, è che al di là che la lingua veneta di fatto è parlata da milioni di persone qui in Veneto e oltreoceano, ci sono delle differenze, no, tra la pianura, l'area montana, tra una città e l'altra, ma questo non significa che non ci sia una matrice comune, no? Ma sicuramente la coinè, per doparare una parola che viene doparata dai studiosi, che vuol dire la base comune, la Gesè è molto forte. A me non mi è mai capitato e girare il Veneto in lungo e in largo da 40 anni a sta parte, non mi è mai capitato di non capire quello che dice uno che sta sul lago di Garda
o uno che sta a Portogruaro, uno che sta sul Po, uno che sta sulle Dolomiti. Ho sempre capito bene, no? Casomai mi scappa qualcosa di qui che parla in italiano, ma uno che parla in veneto l'ho sempre capito in tutti i modi. E ciappando in mano, ecco, prima giustamente il Presidente già citato questo volumetto del grande Darcy, l'ho usato, uno dei monumenti della nostra cultura veneta brasiliana italiana in Brasile. Ma se noi altri sappiamo in mano andiamo sotto, per esempio freschin, anche in portoghese, anche in brasiliano dice non ha traduzione, e se proprio vogliamo tradurlo, sa da freschin un odore poco gradito, e termini del genere che ne sei a migliaia e migliaia della nostra lingua. Quindi possiamo perdere differenze che sono marginali, che tante volte è frutto della italianizzazione. Quindi quando si dice mi parlo un altro veneto rispetto al tuo, no, è proprio così. È che negli ultimi anni, soprattutto, che c'è stata un'italianizzazione martellante, devastante, e allora succede che uno parla ancora il veneto ruspante, e un altro parla un veneto italianizzato. Ma la raice è la stessa, come che è la stessa raice con i fratelli brasiliani, come che è la stessa con i fratelli del Cipino. Anche in Istria abbiamo avuto la... In Istria anche per la vicinanza, noi parliamo neanche, e dall'Istria continua ad arrivare segnali di grande importanza. Anche del riconoscimento. L'Istro Veneto sta riconosciuto sia dalla Repubblica di Slovenia che dalla Repubblica di Croazia, ma ogni anno, per esempio, abbiamo fatto il festival dell'Istro Veneto, al quale più volte ho partecipato anche me, e abbiamo fatto i concorsi fra i tosetti delle scuole elementari, chi fa le poesie più belle, più significative. Quindi c'è una mobilitazione in giro per il mondo che è fortissima. Ecco, per assurdo, ma forse anche tanto, c'è nel Veneto che continuiamo a considerare il problema della lingua una questione del secondo piano, del secondo livello. E invece dovrebbe essere fondamentale a tutti qui che ha il cuore della nostra identità e della nostra sopravvivenza. Anche se la Regione del Veneto ha fatto una grafia, ha tante iniziative, riconoscimento in varie leggi. Ma è soprattutto il mondo della scuola che purtroppo, perché tante volte ci sappiamo con i politici, è giusto, però bisogna dire che il mondo della politica una serie di input li manda, manca quello che si può chiamare braccio operativo, e la resistenza più forte c'è proprio nel mondo della scuola. E qua potremmo dirlo tranquillamente, perché c'è una resistenza ideologica, perché sappiamo bene il mondo della scuola da chi che lei controlla, e che c'è anche una resistenza del tipo di provenienza, nel senso che purtroppo dei docenti veneti non c'è neanche la maggioranza, e quindi inevitabilmente li vede come un ostacolo. Ma e le tue ricerche, prima degli anni 70, hai trovato interesse o dizionari? Ma basta vedere, queste sono tutte robette che ho trovato, roba importante che ho trovato nei mercatini di antiquariato. Cos'è questo? Questo è Almanacco Veneto, sussidiario per la cultura regionale e le nozioni varie. Stampato, pensate un po', tra l'altro, questo si stampa a Trieste nel 1924, e dove che se dà una serie, per esempio... Quindi siamo in piena epoca fascista. Esatto, prima della riforma gentile, diremo. Sul mese, ogni giorno che c'è una data, per esempio il 12, cose che addirittura nessuno più si ricorda, il 12 aprile il doge Dandolo espugna Costantinopoli. Quindi
Quindi ricordando importante data della nostra Esatto, storia. non parliamo del 25 aprile San Marco, chi vuole una bella di San Marco la meta, eccetera, eccetera. Ma Quindi, anche ricordando le feste religiose che le erano feste importanti esatto. nella storia serenissima. Ma questo c'è un altro volume ancora più importante, se vogliamo, anche questo stampato nel 1924 addirittura a Palermo. Il titolo è Il parlar della mamma, dove che c'è addirittura sulle stesse pagine da una parte che c'è il Veneto, dall'altra l'italiano. E questo è sconvolgente, se vogliamo, e questo daria a passare a tutti qui che sostiene che il Veneto non può essere insegnato a scuola. Per esempio, aprendo a pagina 31, che c'è i Oseti e San Francesco, con la traduzione in italiano gli uccellini e San Francesco, e così pure nelle poesie dappertutto. Ma un altro volume stampato dalla prestigiosa casa editrice Mondadori a Milano nel 1925, il Veneto, libro sussidiario per la cultura regionale. Quindi negli anni 20 fino al 25 circa si stampava ancora questi volumi, questi sussidiari, nel quale veniva passata una serie di notizie fondamentali anche per la nostra storia. Apro a caso e che sia a pagina 74 eroi della nostra storia come Pier Fortunato Calvi, come Daniele Manin. Se parla e che sia una poesia sulla resistenza di Venezia dell'assedio del 1848, e via Andrea Palladio, Giacomo Zanella, eccetera, Antonio Fogazzaro, e quindi dopo si passa sul lavoro dei contadini. Quindi purtroppo questo patrimonio che si andrà disperso e che per il momento non si riesce a reintrodurre nella scuola. Quando è stata fatta questa grafia veneta unitaria e eri anche assessore all'immigrazione veneta, hai avuto possibilità di entrare in contatto con le nostre comunità all'estero. Qual è stata la tua esperienza con le nostre comunità? Beh, è stata un'esperienza assolutamente straordinaria, sono stata veramente molto, molto toccata. Ho fatto l'assessore appena 2 anni e per me è stata l'esperienza più significativa di quell'esperienza. L'ho fatto appena in tempo perché tra l'altro già era un periodo particolarmente triste nella storia della nostra regione. Qualcuno si ricorderà il famoso periodo di Tangentopoli, dove era molto difficile lavorare e operare. Però ecco, per esempio a proposito del mondo dell'immigrazione, ho portato avanti è stata l'ultima legge che ho approvato, la 25 del 95, interventi per i veneti nel mondo. E è stata la prima volta che su una legge si parla dei veneti nel mondo, perché prima si parlava solo di immigrazione, quindi sta anche lì un salto culturale importante, perché questo concetto dei veneti nel mondo, un concetto nel quale ho sempre battuto che i veneti sono gli ambasciatori della nostra realtà e che come tali va valorizzati. C'è stato un concetto che nasce proprio quegli anni là. C'è tutto un movimento, dopo avremo i contributi dei nostri veneti nel mondo oltreoceano, per esempio Serafina Correa, no? Abbiamo visto come viene valorizzata la lingua veneta e tra l'altro riconosciuta in Brasile la lingua come patrimonio immateriale sia dello Stato del Brasile come in diversi stati del sud del Brasile, Rio Grande do Sul, e in comune come Serafina Correa, no? Sì. Abbiamo visto la cartellionistica. Sì, l'esperienza di Serafina Correa è stata un'esperienza veramente emozionante. A me mi viene ancora il pelle d'oca quando penso, anche perché credo essere stato uno dei primi veneti che è andato a Serafina Correa, e che già era incredibile, oltre che l'accoglienza,
queste famiglie, di queste comunità. Si percepiva che loro, quando che sentiva che parlava la loro stessa lingua, e mi guardava con una certa curiosità, perché già era convinti di essere restare gli ultimi che parlava sto Veneto con influssi brasiliani, che adesso diciamo è italiano. E quindi c'è stato momenti veramente di grande intensità che ricordo sempre con grande riconoscenza e con grande emozione. E tutto è partito da Serafina Corea, perché la prima iniziativa sta il sindaco Sergio Massolini, che ancora mi pare nei primi anni 90 ha fatto proprio un decreto del comune, un decreto municipale, con il quale il Veneto sta dichiarata lingua ufficiale della settimana delle feste che si fa per ricordare la nascita del... Ricordiamo che milioni di veneti sono partiti dopo l'unità d'Italia, sono emigrati in tanti paesi e per esempio nel Rio Grande do Sul, dove stiamo parlando, hanno fondato città come Nuova Bassano, Nuova Padova, e dove l'80-90% della popolazione è di origine veneta, quindi per loro è facile mantenere certe tradizioni che in altri paesi vengono mantenuti solo in famiglia o nelle parrocchie. Invece lì è proprio nella comunità tutta che mantiene queste tradizioni, no? Sì. Questo patrimonio non solo di lingua, ma dei usi, dei costumi, delle civiltà. Lo stesso, se vogliamo, il famoso modello veneto viene reimpiantato nei stati meridionali del Brasile, che non a caso gli stati più sviluppati, più alti praticamente di tutto il Brasile, perché nel Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e anche nello stato del Paraná si trova il modello veneto reimpiantato là, quindi con la piccola e media industria, con l'artigianato, con tutto quello che ne caratterizza qua nella nostra terra. La festa dell'Ua del Caxias do Sul è la seconda manifestazione più importante dopo il Carnevale di Rio, giusto per capire le dimensioni di questo patrimonio, dimensioni economiche, sociali, ma anche culturali, insomma, no? Ci sono tante altre realtà, anche Santa Catarina, siamo stati a Concordia, dove appunto è stata fondata da questa città dai Veneti, dove all'inizio del paese, come in tanti altri comuni, hanno messo il Leone di San Marco all'entrata per ricordare proprio le origini. Ma a proposito del tessuto imprenditoriale, tante realtà, tante maestranze, per esempio abbiamo conosciuto a Lima in Perù, o a Santiago del Cile, Concepción in Cile, come a Rosario in Argentina, o Santa Fe. Dopo avremo l'intervento dei nostri amici dell'Argentina. Cosa è successo nel 1999? C'è stata un'altra legge, lingue, mi parlavi prima, che riconoscimento... Sì, nel 1999 la legge 482 purtroppo è un po' un aspetto, è una legge che ne penalizza fortemente. Una legge statale. È una legge dello Stato, appunto la 482 del 1999, con il quale se tutela e se elenca ben 12 lingue cosiddette minoritarie presenti all'interno dello Stato italiano. E incredibilmente manca il Veneto. E questa è la battaglia che si continua a fare, perché c'è qualcosa di incredibile, di inspiegabile, o meglio, si capisce che c'è solo un problema politico. Il riconoscimento o meno di una lingua diventa una questione esclusivamente politica, perché grandi linguisti ha sempre dichiarato che praticamente la lingua è un dialetto con l'esercito e il passaporto, ma la differenza
sostanziale e culturale praticamente non c'è. Come veneti dobbiamo subire anche questa ulteriore discriminazione nei nostri confronti, perché se pensiamo, ecco qua, questo è l'articolo 2 della legge 482 del 99. Allora, lo Stato italiano tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Quindi 12. E su questo elenco, e su questo progetto, anzi legge di tutela e di valorizzazione, non si inserisse il Veneto. La lingua del Goldoni, la lingua di Noventa, la lingua di Biagio Marin, che del botto vinceva il premio Nobel per la poesia, la lingua parlata che continua a essere parlata a tutti i livelli, perché questa c'è anche la differenza del Veneto, la nostra lingua viene parlata nelle università, viene parlata nei tribunali, viene parlata dappertutto. Quindi non solo nei bar, ma dalle università in giù, a tutti i livelli del Veneto si continua a parlare bene. Tra l'altro e lo Stato in un'Europa unita, dove sempre in alcune realtà vengono valorizzate queste realtà, e viene difesa questa memoria storica dei popoli che conformano l'Europa. Abbiamo conosciuto anche tanti professori, ricercatori a livello universitario, non solo di origine veneto-italiana, ma hanno interesse a studiare la nostra lingua, sicuramente, perché quando chi viene nel Veneto si trova di fronte a questo fenomeno che il Veneto continua a essere la lingua in assoluto della maggioranza della popolazione e parla a tutti i livelli, e quindi si domanda come mai che non c'è una sufficiente attenzione e tutela, soprattutto a livello statale, perché la regione, bene o male, le leggi che ha fatto, i provvedimenti che ha fatto, però manca lo Stato. Per concludere, che messaggio daresti alle nostre comunità all'estero e quelli che ci seguono adesso in diretta Facebook e YouTube? Ma un messaggio di orgoglio, di consapevolezza e nello stesso tempo di speranza, nel senso che la nostra non è una battaglia di retroguardia, è una battaglia moderna, di grande valenza culturale, e continuo a essere ottimista perché mi vedo che anche ho avuto modo più volte di toccare con mano certi fenomeni che succede anche all'interno della nostra società. Mi vedo che, per esempio, la nostra gente, quando che va alle scuole medie e scuole medie superiori, tende a parlare l'italiano. Quando che ti trovi, quando che si ciappa il treno, quando che ciappava il treno, e che andava all'università, questi si riappropria della sua lingua e parla nuovamente il Veneto. E quindi questo sono fenomeni che ne fa ben sperare per il futuro, quindi è un messaggio di grande speranza anche per il futuro. Anche con quella speranza, ottimismo, e vedere come in tante comunità i giovani all'estero, studiano la lingua veneta, fanno corsi di lingua veneta anche con dei ricercatori universitari. Ricordo il progetto Eco di una Valle, per esempio, che abbiamo fatto con il Paraná e di cui ne parleremo dopo. Ringrazio Ettore Beggiato per la sua disponibilità, per la sua battaglia che afferma la nostra identità come propria culturale e le nostre tradizioni di appartenenza al popolo veneto anche oltreoceano. Come Associazione Veneti nel Mondo da sempre abbiamo a cuore la salvaguardia della lingua e della cultura veneta, sia all'interno dei confini regionali che tra le nostre comunità venete all'estero. La nostra idea è quella di conservare e valorizzare la lingua
in sinergia con altre realtà, come in passato hanno fatto tanti altri. Ricordo la rivista Quattro Ciaccole, ricordo l'Accademia della Buona Creanza con il professor Alessandro Mocellin, l'associazione Raise Venete, in particolare ricordo Davide Guiotto e tanti altri che si sono dati da fare. È per noi un grande piacere ospitare oggi il professor Edoardo Crivelli, che ci parlerà della realtà veneta di Chipillo, in Messico. Realtà unica nel contesto messicano, dove nel 1882 emigrarono circa 500 coloni veneti, la maggior parte dal comune di Segusino, in provincia di Treviso. Ancora oggi si parla la lingua degli avi e si mantengono vive le tradizioni. Ciao a tutti, sono Edoardo Crivelli da Chipilo, in Messico. Chipilo è un paese che è in Messico, che è stato fondato nell'anno 1882 per un gruppo di migranti che è soprattutto del Veneto e di altre parti del nord Italia. Quest'anno qua si è fatto 140 anni della fondazione del nostro paese e noi si evitano a parlare così la lingua che ne insegnai i nostri nonni, i nostri bisnonni, che è al Veneto. Noi parliamo una variante del Veneto, che la sarei quella dell'Alto Trevisan, del Vas Bellunese, perché è la zona dove tanti di quei che ha fondato il nostro paese nel 1882. Quando è che arriva qui veneti là a Messico, io scominciai a fare quel che sapeva fare, che era lavorare al campo, e così io portavo avanti al paese. Ancora Cipillo l'ha cambiato, non è più quel che era fa 140 anni, ma non è neanche più quel che era fa 50 anni. Adesso c'è tanti negozi da mangiare, c'è tanti turisti che viene a vedere, perché io guardare, io capire, perché è un paese in mezzo al Messico che parla tutti veneto. Noi, se non tutti insieme, portano avanti le tradizioni, i modi di fare, i modi di dire che ne insegna i nostri nonni, e quando che i veneti qua a Cipilo i dicono che pare di essere come a casa sua, perché la gente la somiglia, e la che somiglia la gente la si evita a parlare, la si evita a fare come chi fa in Veneto. Mancano altri quando che non in Veneto si sentono come a casa nostra, perché sappiamo che abbiamo le nostre radici là, e se capiscono con la dente anche in modo di essere. E allora mi direi che una forza che ha Cipilo e che abbiamo altri il didenco, che viene tutto, che le drio cambiare impresa, alle che noi altri non cambiamo o cambiamo più adagio che altri, e questo ne dà anche la nostra forza. Noi altri sono a 15 km dalla città di Puebla, allora posso andare a Puebla a studiare, a lavorare, e dopo torno indietro a casa, e a casa che ne sempre il tocco di polenta che ti aspetta con la mamma, con la nonna, e là si parla in Veneto, in famiglia. Quando si andà fuori per le strade si cata qualchidun e si parla in Veneto, quando che tu andai a vedere qualcosa con gli amici si parla in Veneto, e per quella von manteneste questa cultura qua veneta. A me mi piacerei che quei piccei porti avanti questa cultura qua, come che l'avevano portata avanti noi altri che sono già più grandi, i cei che si evita a parlare al Veneto, e che si evita anche a loro a portare avanti questa cultura qua. Questo è un'arte bella. Mi dai le grazie per avermi invitato a questo evento qua, e spero che viene a Cipilo a conoscere questo paese qua. Desgo con tanto di quel che è il mio paese, ma che ne tanti altri arte da vedere, da fare e da capire qua. E saluti a tutti, ciao. Ringrazio il professor Crivelli per il suo intervento, che dimostra quanto vero è il motto della nostra associazione: le radici profonde non gelano.
Do la parola a un altro ospite, il professor Marcos Daniel Zancan, dell'Università Federale di Santa Maria, nel Rio Grande do Sul, Brasile, dove il veneto non solo è parlato, ma anche insegnato. Bom dia a tutti amici veneti in tel mondo. Un saludo special al presidente dell'Associazione Veneti in tel mondo, Aldo Rossi Marin, che si sta conoscendo qua nella Università Federal de Santa Maria, Brasil, in 2019. Me chamo Marcos Daniel Zancan e mi sono professor nella Università Federal de Santa Maria, nel centro del stato del Rio Grande do Sul, Brasil, vizinho 50 km della quarta colônia di imigrazione italiana, che in cui fa parte 9 municipi, incluso Ivorá, terra del Monte Grappa brasiliano, dove mi sono nascesto e abito. Parlo qua del Veneto brasiliano, la mia lingua mare, che ho imparato a casa, in famiglia. Il Veneto brasiliano è la varietà brasiliana della lingua veneta, anche conosciuta qua come italiano. E se tutti gli altri sono buoni di capirmi, vuol dire che siamo driu parlare della stessa lingua, mia vero? La lingua veneta la si sparpagnà in tutto il mondo con la grande immigrazione veneta, e in cui la è una lingua internazionale, con le sue varietà locali, ma sempre lingua veneta, una volta che siamo buoni di capirsi con tutti i parlanti del mondo. E lo stesso è successo con altre lingue del mondo, con l'inglese, il spagnolo e anche il portoghese, per esempio. E l'inglese parlato negli Stati Uniti ha particolarità diverse dell'inglese dell'Africa del Sud, e il stesso succede qua nel Brasile, un paese continentale, dove il portoghese parla qua nel Sud ha tante particolarità diverse del portoghese del Nord-Est, per esempio. Qua, nella Università Federal de Santa Maria, se potrà lavorare con un progetto di estensione universitaria, dove la università la va nella comunità della quarta colonia per lavorare con la storia, lingua e cultura di immigrazione italiana, in speciale dei popoli veneti e furlani, che ancora mantiene viva la sua cultura e lingua. Come un progetto universitario, lavoreremo sempre di modo scientifico, accademico, di recuperare la nostra storia, lingua e cultura, che la si è perso tanti in questi quasi 150 anni di colonizzazione, in funzione del nostro passato di persecuzione e paura, dove era proibito parlare veneto, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, e i migranti e i suoi discendenti andavano in prigione qua solo che perché era driu pregar o cantar in veneto. La perseguição politica la finiu presto, ma la crear la perseguição social, em dove parlar la sua língua de imigração las era roba de baúque, ignoranti, de persone de pouca conoscenza, que la durar fin pouco tempo in driu, e così i genitori non volea più insegnare la sua lingua e cultura ai suoi figli. Così, credemos essere tanto importante un progetto universitario, científico, internazionale, rento della Università Federal de Santa Maria, per far tutti vedere, in speciale i giovani e i scolari, che questa tematica non è mia roba di baúchi, che è una roba internazionale che potrà avere tante porte nella vita. I giovani d'incoi e bisogno di un senso di utilità per voler studiare e imparare le robe. Per questo, per fare i giovani studiare e imparare la storia, lingua e cultura veneta, bisogniamo fare lavori culturali, storici, folcloristici, ma anche lavori accademici, scientifici e universitari. Qua, la Università Federal de Santa Maria la decidiu laurear questa tematica e l'ha fatto attraverso il programma di pós-laurea in educazione professionale e tecnologica, un accordo di cooperazione internazionale con l'Accademia della Buona Crianza per sviluppare insieme ricerche sulla storia, lingua e cultura veneta. In dove ormai decidiu finire una dissertazione di master su questa tematica. Anche la UFSM la decidiu laurear con la quarta colonia per farla diventare un geoparco della UNESCO, in funzione del suo potenziale paleontologico, archeologico, geologico, storico, linguistico e culturale.
tanti progetti e corsi ormai sta fatti negli ultimi anni, in speciale il corso di storia, lingua e cultura di migrazione. Per finire, mi vuoi dire due robe. La prima, il momento è una grande opportunità per la cultura e lingua veneta. Bisogniamo tutti quanti, ogni volta, lavorare più insieme, in tutto il mondo, per così non altri diventare più forti e portare più avanti la nostra storia, lingua e cultura. Secondo, bisogniamo tutti, ogni volta, parlare più in lingua veneta e non solo che della lingua veneta, per così farla diventare una lingua del futuro, delle nuove generazioni e non solo che una roba storica del passato. Para mim, está um honor participar deste evento. Ringrazio l'invito e la oportunidade e sono sempre a disposizione qua entre la Università Federal de Santa Maria e anche entre la Quarta Colônia, che è un tocco del Veneto entre il cor del Estado del Rio Grande do Sul, Brasil. Grazie, un struccone a tutti e sempre avanti, sempre meglio. Ringrazio il professor Zancan e ricordo ancora l'emozione della presentazione del mio libro San Marco, il Leone e l'Evangelista presso l'Università di Santa Maria e con quanto interesse gli studenti partecipavano e facevano delle domande sul Veneto, sulle nostre tradizioni, sulla nostra cultura. Il Veneto brasiliano, anche chiamato Talian, è al centro del lavoro di tutela e conservazione curato da Paolo José Masolini di Serafina Correa. È anche grazie a lui che oggi la lingua è patrimonio culturale in Brasile. Torniamo perciò in Brasile per ascoltare la sua testimonianza. Non prima ricordare quello che abbiamo già detto con Ettore. Questo è un documento del 1988, Prefeitura Municipale di Serafina Correa, dove si istituì la lingua veneta come lingua ufficiale del terzo Festival Serrano de Talentos. E quando siamo stati in Serafina Correa abbiamo visto tanti cartelli come benvenuti alla capitale nazionale del Talian. Siamo a Serafina Correa. Paolo, a te la parola. Un saluto a tutti, mi stimo tanto in parlare qua di Serafina Correa, Rio Grande do Sul, la regione più meridionale del Brasile, e contento anche per parlare della capitale nazionale del Talian, in altre parole vuol dire la città capo del Talian in Brasile. Beh, il Brasile è una nazione, un continente dove deve stare 220 milioni di persone, e di questi intorno ai 35 milioni di discendenti di italiani. Bisogna dire a volte, per sapere un poco, che la grande migrazione italiana è iniziata nel 1875 e è andata fino al 1914. E di questi 1,2 milioni di italiani sono venuti in terra brasiliana. 1 milione resta in São Paulo, 100.000 qua in Rio Grande do Sul e 100.000 sparsi in altre bande. In speciale qua in Rio Grande do Sul si può dire che 54% era Veneti, 33% era Lombardi, 7% era Trentini, 4,5% Friulani, 1,5% di un'altra regione dell'Italia. L'importante è sapere cosa è questa lingua che sono io parlare, che è una mescolanza di questi dialetti vegnesti qua in Brasile che dopo più tardi si torna una coinè. Secondo Rovilio Costa, che è il patrono di tutto questo nostro movimento, questa lingua ha cominciato a si fare ancora della nave. Dopo più tardi, adesso con 147 anni della immigrazione, vengono parole anche in portoghese, italianizzate o no. Scominciando delle navi, dopo quando arriva
il governo non ha rispettato, quando ha dato le terre alle persone, la regione di origine italiana. Mescolai e gais cominciare a fare questa lingua e gais cominciare a fare la nostra lingua che dopo più tardi diventa l'italiano. Allora queste persone, in speciale, parlano una lingua tri-veneta lombarda e più veneta ancora per la maggioranza delle persone che si vengono qua. Detto questo, è importante parlare solo atti importanti di questa nostra saga in Brasile. Uno dei atti è in 1988, quando il sindaco Sergio Antonio Mussolini di questa città di Serafina Correa, fa un decreto legge numero 43 in cui dice che la lingua ufficiale dell'anniversario del municipio è il dialetto veneto. Una settimana parlando dialetto veneto. È un marco importantissimo perché ha creato una situazione per noi altri italiani, ma anche della sovrania nazionale, dove si parla solo che portoghese, non aveva un'altra lingua. Bon, tutti parlano della sua maniera, cada uno della sua maniera, e anche scrivere della sua maniera. Allora l'anno dopo, nel 1989, la Società Italiana Mussolini di Fiori a Porto Alegre, un gruppo di persone si è riunito per cominciare a fare regole per come scrive questo italiano. Dopo, dentro la Festa Italia, succedendo tutti gli anni, per una settimana, grande festa dove si mangiava, si respirava, si viveva solo che la cultura italiana, si venisse una mucciaia di cose fuori. In 1993 abbiamo fatto come strategia il primo incontro dei mezzi di comunicazione veneti in Brasile. Per nostra sorpresa, 220 persone erano presenti. Una contentezza che mai. Tra tante le discussioni si è fatto un gruppo dove che mi megame testo come coordinatore di questo gruppo di ricercatori, storiatori, persone importantissime, dove era ora di fare una grammatica. E allora si è venuta l'anno dopo, nel 1994, il secondo incontro dei mezzi di comunicazione veneti in Brasile, un libro che si chiama Noções de Gramáticas, Storia e Cultura Italiana, veneto-brasiliano. Allora abbiamo cominciato con il dialetto veneto, dopo la lingua veneta e dopo cultura italiano veneto-brasiliano. In questo momento era importante dire che era presente, pur invito nostro al governo del Veneto, e l'assessore dei flussi migratori Ettore Vegeato. Bom, andando avanti dopo con Rio Cresce, Rio Moversi fuori, tutta la nostra regione, in speciale in tutto il Brasile, si è venuto fuori Onorio Tonal con l'idea di domandare al governo brasiliano che l'italiano diventasse una lingua riconosciuta per la nazione brasiliana. Non ha dato nulla. Allora, come era più giovane, mi ha detto, è ora di muoverti fuori. Allora, in 2005, di un'altra maniera, ma non di una maniera politica, bisogna sempre i politici in mezzo, con governatori di Stato, che volte diciamo presidente della regione lì, con sindaci, con università, con Parlamento, con i deputati, che abbiamo domandato al Ministero della Cultura del Brasile che riconoscesse la nostra lingua come una lingua brasiliana. Allora un gruppo di studi al Parlamento brasiliano, tante gente involta, udienza pubblica e così avanti, con la nostra grazia e con l'aiuto di tutti i santi, in 2014 abbiamo ricevuto dal governo brasiliano alla lingua italiana, loro chiamano lingua italiana, solo che di lingua italiana, abbiamo ricevuto il titolo di lingua di riferimento nazionale patrimonio culturale del Brasile. Per nostra soddisfazione è stata la prima lingua a essere riconosciuta in Brasile fuori il portoghese. Bom, non da mia parte dimenticarsi che in 2009 non anche aveva belche conquistare della regione del Rio Grande do Sul e Santa Catarina, che il governo aveva riconosciuto la nostra lingua come patrimonio
culturale e materiale di queste due regioni. Anche a dire che nel 2009 al paese di Serafina Correa, la prima legge dove che il sindaco ha fatto la sua legge a dire che l'italiano sarà lingua co-ufficiale portoghese, con il medesimo valore. E al giorno di oggi siamo di più di 20 municipi e più di 20 paesi che hanno questa legge e siamo di lavorare solo da questo. Allora, con questo status, riconoscendo il popolo si è sentito, gli italiani si è sentito promosso con questo dito. E allora iscommissa un altro movimento e abbiamo diventato a farlo il Contalian. Cosa dire il Contalian? È un comité gestore nazionale dell'italiano, dove 13 persone, 12 persone, gli apostoli dell'italiano mi sono in mezzo, grazie a Dio. Abbiamo con i detenitori di questo patrimonio, che è la FIBRA, la Federazione delle Associazioni Italo-Brasiliane, che mi rappresento, la ASUDITA, Associazione dei Diffusori Italiani, e abbiamo una federazione di Santa Catarina, che abbiamo cominciato un lavoro tanto grande. L'italiano è diventato una cosa fantastica. Giorno di oggi, tanti libri sono scritti, giorno di oggi non si sa mai quanti si devono scrivere sotto questo comando. È il comando di questo libro che si chiama Italiano, Parcei e Grandi. È la nuova grammatica che si viene fuori, è un patrimonio mondiale. Nessuno che ha il diritto di questo. Chi che ha il diritto di questo, tutti che aperto a mano per essere al mondo. Anche una mucciaia di dizionari, come abbiamo intorno di 5 al manco dizionari, adesso abbiamo un altro grande, che è questo di Darsillo Slusato, dizionario portoghese-italiano. E si cresce il nostro movimento. Giorno in cui abbiamo una università che si chiama Unicentro di Paraná, che si deve fare la formazione di persone, di maestri, per insegnare l'italiano. E al giorno di cui ha intorno di 400 persone di fare questo corso a distanza, ma è un corso di quasi che una licenziatura per insegno dell'italiano. Questo italiano è presente dove anche insegno alle scuole elementari, tanti paesi di fare questo. Tanti libri, come ho detto, devono venire fuori. Le persone che cominciano ad avere tanto orgoglio di parlare questa bella lingua, il nostro italiano, il nostro veneto brasiliano. E anche, giorno in cui abbiamo di più di 200 emissori di radio, come questa, che devo parlare adesso, che fa i suoi programmi specifici, radio in tutto il Brasile, specifico, manco una volta al mese, a settimana, parlando 2-3 ore alle persone con la nostra lingua per mantenere viva questo patrimonio che non è mia solo che un patrimonio nostro, ma è un patrimonio del Veneto e dell'umanità. Bon, per finirla, abbiamo con onore, e leggo questo se mi permette, abbiamo onore di mantenere la nostra vera lingua per tradurre una maniera di parlare, una maniera di essere, di credere e di pensare. Un'altra cosa, anche la nostra cultura italiana è un fondamento di affetto. Per quello siamo di portare avanti la nostra storia di italiani in Brasile, di italiani che non hanno erano il giorno di cui italo-brasiliani che siamo. Per noi è un orgoglio essere presenti in questo momento, ringraziando questa associazione e salutando in nome di Aldo Marin. Vogliamo dire a tutti quanti un istrucon qua del Brasile, a tutti che come noi si sente come venite nel mondo. Ringraziamo l'opportunità e se volete conoscere la nostra vera storia, la nostra vera saga, che è presente, se deve crescere di una maniera fantastica, vieni qua a conoscere la nostra storia. Un saluto a tutti quanti e come ho detto, un istruco naso in vostro cuore. Ringrazio Paolo Massolini per il lavoro che porta avanti in Brasile con l'organizzazione degli incontri nazionali del italiano. Il nostro viaggio continua in Brasile tra le nostre comunità e ci spostiamo allo stato del Paraná, in
sempre al sud del Brasile, dove abbiamo sviluppato un progetto Eco di una Valle che troverete sul sito www.ecodiunavalle.com e che ci viene raccontato da Diego Gabardo, presidente delle associazioni venete del Paraná e già fondatore del nostro circolo Associazione Veneti nel Mondo a Colombo. Ciao a tutti, sono Diego Gabardo e faccio parte dell'Associazione Veneti nel Mondo, il Circolo di Colombo, Paraná, nel sud del Brasile. E vorrei presentarvi un po' dei lavori che facciamo con il Talian, la lingua parlata in Brasile dai discendenti dei Veneti. Questo è il sito Eco di una Valle, un progetto fatto insieme con l'Associazione Veneti nel Mondo e altri enti con il contributo della Regione del Veneto, il Circolo Veneti nel Mondo Colombo, l'Università Federale del Paraná e anche il Centro di Studi Veneti del Paraná. Questo titolo Eco di una Valle fa riferimento a un dizionario cartaceo chiamato Voci di una Valle di Giuseppe Gheno e dopo di aver conosciuto questo dizionario abbiamo avuto l'idea di prendere delle voci delle persone discendenti di quelli che sono partiti negli anni 1877 della Val Brenta e abbiamo messo online questo dizionario che porta 500 parole con audio registrati direttamente con i discendenti di questi veneti. Abbiamo avuto l'idea di fare questo progetto insieme all'Associazione Veneti nel Mondo per avvicinarsi del comune di Valbrenta, dove sono partite tantissime famiglie da Campolongo sul Brenta, da Cismon del Grappa, da San Nazario e da Valstagna, che sono elencati sul sito e abbiamo anche alcune foto di questi emigranti. Voi potete visitare questo dizionario online su indirizzo ecodiunavalle.com e scegliere alcune parole per conoscere un po' di più di questo legato che è stato lasciato qui a Colombo. Dopo abbiamo un fumetto che ha il nome A Macchina do Tempo, che sarebbe la macchina del tempo, dove ci sono due protagonisti, Bernardo e Maria Clara, due bambini di 7 e 6 anni che vogliono capire perché loro conoscono delle parole che non sono in portoghese, ma sono in un'altra lingua. Questa è una proposta di coinvolgere i bambini, quelli più piccoli, e farli capire l'importanza di valorizzare la lingua parlata dai loro nonni. Dopo di questa iniziativa abbiamo fatto un altro progetto che si chiama As Curiosas Palavras di Nona Detti o Le Curiose Parole di Nona Dette. Questo è per essere utilizzato nelle scuole. L'idea di questo libro è di portare delle parole e di fare, mentre si parla, si racconta delle storie in portoghese, fare i bambini capire che ci sono delle parole che sono in italiano e queste parole vanno imparate insieme con i disegni, con le immagini e anche con le attività proposte da questo libro. Ancora in quest'anno di 2022 abbiamo fatto la presentazione di questo libro di racconti Mi me raccordo di Maristella Cavassin Reginato. Sono 10 racconti, 10 storie in italiano che sono state scritte partendo dalle memorie d'infanzia di Maristella, questa bambina che viene rappresentata sempre con i disegni. E questo libro c'è una novità, che si può ascoltare un po' della storia su YouTube. Voi potete accedere al canale Associazione Veneti nel Mondo Colombo e controllare tutti i video che sono lì con le 10 storie. Questa è stata la prima produzione letteraria in italiano a Colombo e vorremmo che tutti questi lavori, che tutti questi progetti giuntino altri a portare questa nostra lingua, questo nostro tesoro avanti. Grazie a tutti.
L'eco di Diego è forte. La lingua veneta vive anche oltreoceano, ma non solo in Brasile. Adesso ci spostiamo all'Argentina, dove va in onda il programma radiofonico Parola Veneta. Ci colleghiamo ora con Mariano Gazzola dell'associazione Famiglia Veneta di Rosario, associazione gemellata con la Veneti nel Mondo, e con Ivana Quarati del Circolo Veneto di Santa Fe. Bueno, Ciao a tutti, sono Ivana Quarati dal Circolo Veneto di Santa Fe. Siamo con Mariano a parlare un po' della lingua veneta. Ciao, io sono Mariano Gazzola del Rosario, della famiglia Veneta di Rosario, e abbiamo proprio incominciato con la parola più famosa in Argentina, cioè ciao. Noi in spagnolo diciamo ciao, è una parola che discende dalla parola veneta ciao, come voi sapete. Qui infatti tutti, anche quelli che non lo sanno, parlano in veneto. E anche c'è un'altra parola, Mariano, che noi usiamo sempre, che si usa in un altro senso, però anche una parola veneta che tutto il mondo qua in Argentina usa, è chapare, Chapar. prendere un bacio. Chapar, sì, chapar, che in Argentina e soprattutto tra i giovani significa, ha quel significato, cioè di prendere un bacio dall'altra persona. È proprio una parola dal cocolice, da quella lingua, a quella koiné che era nata soprattutto a Buenos Aires, ma nelle grandi città, a Rosario, a Santa Fe, a Córdoba, proprio come una miscela tra lo spagnolo e i diversi dialetti italiani. Bene, del Veneto hanno preso proprio chapar, che oggi è una parola che utilizzano soprattutto i più giovani. E anche si sente, che mi viene in mente adesso, Mariano, quella stammi ben. Stammi bene, Quella stammi bene. stammi ben si sente Sì, più spesso nella comunità sì. italiana principalmente. Quella lì è già una cosa più ridotta alla comunità, non agli argentini in generale. Ciao e chapar sono due parole che utilizzano tutti, anche quelli che non hanno origine italiana. Invece stammi ben proprio già una cosa più identitaria nostra, no? E come parola veneta, che è un po' identitaria, usiamo sempre le canzonette, Le le filastrocche. poesie, le filastrocche, per far conoscere a quelli che ascoltano la nostra radio un po' della lingua veneta e la cultura. Sì, perché a differenza di quanto succede forse in Brasile, in cui il veneto, la lingua veneta è parlata anche nelle città all'interno del Brasile, qui si è persa, però come dicevamo prima con Ivana, sopravvive in alcune parole dell'uso quotidiano argentino, e sopravvive anche nella volontà e nel desiderio di tanti di nostri discendenti di Veneti di recuperare questa lingua. È quello che cerchiamo di fare anche nel nostro programma di radio Parola Veneta, come diceva prima Ivana. Una parola che è sempre dentro la comunità veneta, che gli amici dei miei nonni dicevano sempre, è Ivana, ne hai il moroso? E io sempre scherzavo con la professoressa di italiano, quando lei mi domandava qualche parola, io mettevo in mezzo il moroso e lei si restava senza capire che cos'era il moroso. E sempre E, insegnava ai miei compagni una parola veneta a volta. ti bravava anche, perché sì, è vero quello, quando i nostri veneto discendenti cercano di imparare la lingua italiana, una delle cose che fa più fatica alle professoresse è far capire che non si dice in italiano moroso ma fidanzato. Cioè,
a quello non abbiamo mai rinunciato, alle morose e ai morosi. Bene, vi mandiamo un abbraccio a tutti e speriamo che questo progetto di identità veneta e la lingua veneta vada sempre avanti. Ciao. Ciao. Muchas gracias Mariano e Ivana. Racconto a tutti che negli ultimi anni abbiamo curato un progetto di diffusione della lingua veneta nel mondo grazie al film Brava Gente, Storie della Terra Veneta del regista vicentino Giancarlo Cappellaro, residente a Camisano Vicentino, che ringrazio e saluto. Il film è stato proiettato in Veneto, in Argentina, in Brasile, ma anche in Australia, dove è nato il progetto Una storia, una lingua e il Veneto, grazie all'intuito di Fabio Sandonà, presidente della Federazione delle Associazioni Venete del Vittoria. A Fabio Sandonà la parola. Buongiorno, buonasera a tutti voi amici e amiche presenti in sala. Un saluto particolare ad Aldo Rozzi Marine, presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo APS, ai suoi collaboratori e alle sue collaboratrici. Mi presento, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Fabio Sandonà, sono presidente e consultore della locale federazione delle associazioni venete del Vittoria, ovvero di questo contenitore ufficiale di 8 associazioni storiche provinciali a trazione veneta presente nel territorio del Vittoria, uno degli stati dell'Australia dove appunto Melbourne è la capitale. Grazie di nuovo all'associazione per darmi la possibilità di spiegare a voi presenti in sala quali erano gli auspici e quali sono stati i risultati ottenuti da questo nostro progetto denominato Una storia, una lingua, il Veneto. Progetto che di fatto ha voluto valorizzare e sottolineare l'importanza della nostra lingua, della nostra parlata, del nostro idioma veneto presso la nostra comunità, specificatamente nei confronti delle seconde e delle terze generazioni, per cercare di far suscitare in loro questo senso d'appartenenza, questa curiosità, questa voglia di riscoperta delle proprie origini, appunto per dare ancora più linfa a questa nostra comunità veneta locale, tutt'oggi dinamica, numerosa e partecipativa. È stato grazie all'opera cinematografica Brava Gente, Storie della Terra Veneta, del regista Giancarlo Cappellaro, come sicuramente tutti voi sapete, abbinata alla mostra Storia della Lingua dei Veneti, a cura dell'Accademia della Buona Creanza e di Infomedia Veneto, che la nostra collettività è riuscita ad immergersi appieno appunto nel nostro idioma veneto. L'attività si è appunto svolta in 4 giornate diverse e separate, una prima giornata nella domenica 31 luglio e una seconda nella domenica 28 agosto, entrambe presso la nostra struttura veneta per eccellenza di Melbourne, quello che noi consideriamo il nostro angolo di Veneto di Melbourne, il Veneto Club appunto. Una terza giornata si è svolta nella domenica 16 ottobre nei locali del Coasit, terza giornata che tra l'altro ha avuto anche uno sfondo benefico grazie a delle sinergie di sistema che abbiamo instaurato fra il nostro direttivo e il direttivo del Coasit. Il progetto ha avuto poi anche la forza di spostarsi nel country Victoria, in una cittadina a circa 300 km da Melbourne chiamata Mitterford, dove nel mese di ottobre abbiamo saputo coinvolgere centinaia e centinaia di partecipanti grazie alla preziosissima collaborazione dei nostri 2 gruppi, dei vicentini e dei trevisani presenti appunto in quella zona del Victoria. Il film, ambientato nel Basso Vicentino negli anni 50 e totalmente narrato nella nostra lingua, ha di fatto riproposto quel territorio e quelle dinamiche di paese che i nostri migranti hanno lasciato prima della loro partenza in cerca di fortuna. La tematica progettuale ha avuto quindi indubbiamente una forte attrazione nei destinatari, risultando molto apprezzata. I 24 pannelli esplicativi ed espositivi della storia della lingua dei Veneti hanno documentato in maniera approfondita le origini e i tratti caratterizzanti del nostro idioma veneto, da tempo tra l'altro anche riconosciuto dalla Regione del Veneto stessa, in maniera ufficiale, in qualità di lingua, quindi con un'apposita legge del 2007.
Le proiezioni del film in lingua veneta e la mostra appunto abbinata hanno permesso ai partecipanti di andare ancora più fieri del nostro idioma, facendone appunto oltrepassare i confini regionali. Una storia, la lingua, il veneto, sin dai suoi albori è stata concepita e sviluppata anche e soprattutto grazie al sostegno di enti e associazioni locali importanti come il Patronato Inca e il COSI, come detto prima, così come il Comites del Victoria e Tasmania, ma anche e soprattutto grazie all'aiuto di tanti volontari che desidero ringraziare e di alcuni sponsor privati importanti. Da parte mia e da parte della federazione, così come da parte della collettività che rappresento, ancora una volta grazie a tutti voi, grazie all'Associazione Veneti del Mondo, grazie a Infomedia Veneto e all'Accademia della Buona Creanza per tutto il vostro impegno, per tutto il vostro lavoro, per tutta la vostra passione nei confronti della promozione della nostra cultura veneta, soprattutto verso le nostre realtà venete nel mondo. Non vediamo l'ora di potervi ospitare, vi aspettiamo a braccia aperte. Un saluto ancora a tutti, viva San Marco, avanti sempre, mai fermarsi e buona serata di nuovo. Ciao, alla prossima. Grazie Fabio. Ricordo che il film Brava Gente è a disposizione delle comunità venete nel mondo, grazie alla nostra associazione, alla Regione del Veneto e al patrocinio della provincia di Vicenza, del comune di Camisano Vicentino. La lingua veneta è il pilastro della nostra identità, ricca di contenuti legati alla storia millenaria della Serenissima Repubblica di Venezia, che con decisione dobbiamo recuperare e salvaguardare, tramandare queste storie, che sono la nostra storia. Ed è con questa finalità che con qualche anno è stata istituita l'Accademia della Buona Creanza, un ente dedicato all'insegnamento della lingua veneta, come ci racconta il professor Alessandro Mocellin, presidente dell'Accademia della Buona Creanza e direttore dell'Accademia della Lingua Veneta, con il quale siamo stati nel sud del Brasile tanti anni fa con un progetto di scambio della nostra associazione. Ciao a tutti quanti, mi sono il professor Alessandro Mocellin e sono il presidente dell'Accademia della Buona Creanza, il direttore dell'Accademia della Lingua Veneta. Da anni se occupiamo di questa lingua, insieme a tante persone, si occupano di questa nostra lingua veneta, che come che sappiamo bene tutti quanti, è il contesto giusto per ricordarlo, è una delle poche lingue che, se puoi considerarle delle lingue minoritarie all'interno del Stato, dove che è il territorio originario, dove che è nasue, la Venezia, la Venetia, il territorio veneto, che la visione dell'Italia è una lingua che sarebbe la lingua di minoranza, una lingua di minoranza che però non è mia riconosciuta, non è mia ancora riconosciuta, e però se ben che è la lingua di minoranza, io stesso l'ha seccata in tanti stati del mondo, per motivazioni storiche più recenti in certi casi, come il Canada, l'Australia, un fiammanco recente come il Brasile e il Messico, e ancora manco recenti invece come appunto per la Slovenia e la Croazia. È importante parlare della lingua veneta con tutte queste comunità per ricordarsi una roba fondamentale, che il veneto come lingua è riconosciuto con un suo codice a tre lettere, VEC, il codice internazionale di riconoscimento della lingua veneta, che è seccata anche sul sito dell'UNESCO. Ecco, l'UNESCO appunto che riconosce l'esistenza della lingua veneta, con questo codice VEC, dice anche che tutte queste varietà fa parte del sistema linguistico veneto. E dunque potremmo parlare di un veneto in Istria, quindi come che viene chiamato l'Istro Veneto, di un veneto in Brasile, dunque il veneto brasiliano, e di un veneto in Messico, il veneto cipilegno, parlando il termine proprio che porta il nome della cittadina principale. E quando che niente parliamo però in Italia del riconoscimento della lingua veneta, se si scontra con delle difficoltà, e che per carità da un lato c'è anche
corretto che qualcuno le stime, le possibilità della lingua veneta, ma effettivamente quando che abbiamo scommissia come Accademia della Lingua Veneta a fare dei primi studi a livello universitario, per esempio sto qua, i 7 tamisi, la chiave per capire tutte le lingue romanze, e fatto con dopo il professore universitario, il professor Stegmann e il professor Klein dell'Università di Goethe di Francoforte in Germania, vuol dire che insomma fare un manuale universitario tutto in veneto già dimostra che si può imparare il veneto, e dopo par de pi il contenuto proprio dimostra che effettivamente questa lingua ha delle potenzialità che neanche non si aspetta finché non si va a studiarle. E se tutti gli esempi e elementi che si cata che i tien ben collegati tra di ore tutte le varietà venete, non solo il Visettin, il Padovan, il Venezian, ma anche varietà esterne all'area, diciamo, della Venezia storica. Tanto sì che quando che ne avevamo fatto insieme con l'Università Federale di Santa Maria in Brasile, appunto, la prima grammatica da scarsea della lingua veneta, che la si spiega in grafia ufficiale della lingua veneta, che è stata approvata a Regione Veneto in dicembre del 2017, ecco che anche là abbiamo visto che la lingua che parliamo noi altri qua in del Veneto, in Venezia Vecchia, diciamo, va bene anche per i territori della Venezia Nuova, tra virgolette, della Venetia, il territorio dei Veneti, non dal punto di vista territoriale ma culturale in tutto il mondo. E seguiamo in corto questa roba qua, anche facendo come partner scientifici insieme a Infomedia Veneto sta mostra che si chiama Storia della lingua dei Veneti, che è stata fatta in 4 lingue, che si sta a mostrare in tanti posti, anche in Australia per esempio si sta, insieme a altre iniziative anche appunto dei Veneti nel mondo, e la nega mostra che la lingua veneta ha bisogno di tutte le sue varietà, e che tutte le sue varietà compone la storia di questa lingua, che è una storia veramente particolare per una lingua che non è mia, una lingua ufficiale di nessun stato dell'Idionco. Però, siccome che è giusto parlare anche dell'insegnamento della lingua con l'Università Federale di Santa Maria in Brasile, dunque proprio in occasione della pubblicazione di questo libro, si è fatto un primo corso universitario di lingua veneta, e invece in Italia si è potuto fare i primi percorsi linguistici veneti, doparando sto librettin con tanto di esercizi che si è doparà scuola, che abbiamo fatto come Accademia della Buona Creanza, Accademia della Lingua Veneta, perché qualcosa a scuola si può già fare. Chiaro che finché il veneto non sarà riconosciuto ufficialmente a tutti i livelli da parte di tutti gli stati dove che è presente come lingua di minoranza, ecco, anche se non l'hai riconosciuto, in tanti posti si può comunque fare, si può stesso fare qualcosa. Per esempio, appunto, fare dei percorsi di insegnamento all'interno dell'offerta formativa dei singoli comuni. E progetti più ampi è ora però di scominciare a ragionarne e di farli. Non solo perché è possibile farli, e i progetti pilota che abbiamo fatto come Accademia della Lingua Veneta dimostra che si può farlo, ma non solo dimostra che si può farlo, ma dimostra che il materiale di base che è della lingua veneta è incredibilmente interessante anche per i studenti e anche per gli insegnanti, che ha bisogno di avere materiale in più, informazioni in più, perché parlare di lingue all'interno dell'Italia, in particolare in Veneto, e far finta che il Veneto non sia una lingua, è un fiato come ignorare un semplice dato di fatto banale. E importante ancora di più da capire che tutte le carte internazionali, come anche la Costituzione italiana, riconosce l'importanza di tutelare le minoranze linguistiche, e il Veneto è una minoranza linguistica ancora non riconosciuta, ma non perché il Veneto non sia una lingua di minoranza, il Veneto è una lingua di minoranza, solo che non si sta ancora in grado di far capire che va riconosciuta, ma che sia una lingua il Veneto è assolutamente una roba scientificamente sicura. E dopo che uno dica che è meglio non dopararla perché preferisce che non la doparemo, è un'altra roba. Ma questo non vuol dire che il Veneto non esista, vuol dire solo che preferiria magari che non esistesse. E invece mi dispiace, ma per fortuna nostra esiste. Grazie a tutti quanti, e sono a disposizione se avete qualche perplessità, qualche domanda. Siamo sempre a disposizione di tutti quanti quelli che vuoi far chiaro sul percorso della lingua veneta.
Grazie un struccon e ringrazio anche la Veneti nel Mondo che ne consente di essere qua in questo bel momento di aggregazione di tutte le comunità dei venetofoni in tel mondo. Un struccon, ciao! Ringrazio il professor Mocellin per la disponibilità e per l'impegno in favore della lingua veneta. Come Veneti nel Mondo siamo per la preservazione e la tutela della lingua veneta come patrimonio culturale, a partire dal riconoscimento della lingua veneta a livello regionale e tra le lingue riconosciute dalla Repubblica Italiana. Valorizzare la lingua locale nella toponomastica e favorire, laddove possibile, un'azione promozionale nelle manifestazioni culturali e programmi radiofonici, televisivi e sulla stampa per la valorizzazione del patrimonio linguistico della comunità. Ovviamente vorremmo che anche nelle scuole venete fosse insegnata la nostra storia, compresa quella dell'immigrazione, un grande capitolo che è parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Concludiamo questo giro per il mondo con un'altra destinazione Arborea, in Sardegna, dove ci parlerà Alberto Meda Costella, presidente dell'Associazione Veneti nel Mondo, Sardegna e laureato in storia e docente. Ricordo che Arborea è il primo comune onorario fuori del Veneto. Buonasera Veneti nel Mondo, mi chiamo Alberto Meda Costella, sono il presidente del circolo sardo della Veneti nel Mondo. Se catemo in Arborea, comune onorario, primo comune onorario della regione del Veneto, e anche a me sono di origine veneta, ormai diciamo terza generazione. Miei nonni materni partì dalla provincia di Treviso, diciamo tra Gorgo al Montegan e Mansuet. Col gruppo dei Veneti nel Mondo abbiamo fatto tante iniziative, abbiamo portato avanti tante cose, e tra le varie anche proprio quella del comune onorario della regione del Veneto. Una che mi sento insomma di farvi conoscere è anche il libro che parla insomma di questa comunità veneta fora del Veneto, appunto in Sardegna. E si chiama così, Destinazione Arborea, storie di famiglie, tradizioni e fatiche dei Veneti de Sardegna. Dentro potete cattare insomma alcune delle storie diciamo più significative di questa bonifica e peraltro tutte le avremo riportate in Veneto, perché questa è sempre stata la lingua che noi altri abbiamo sempre praticato, diciamo, è stata la lingua ufficiale. Lei di dire che fino agli anni 60 Arborea era un paese diciamo, prevalentemente fatto da veneti. Chi che non era veneto proveniva dalla Lombardia, dalla Romagna, e anche a loro insomma, si è dovuto abituarsi al Veneto. Cosa potremmo dire? Le tante robe da dire su Arborea, sulla storia e su quel che rappresenta Arborea per i Veneti e i Veneti per Arborea. Quadrio, peraltro, insomma, la casa di Giulio Dolcetta, nato a Castelfranco Veneto, a Vicentino d'Adozione, primo presidente della società Bonifiche Sarde, la società che ha progettato e che ha costruito diciamo, il paese. Cosa dirvi? Vi mando un saluto a tutti i veneti e niente, vi aspettiamo qua ad Arborea a mangiare poenta. Una volta era poente Osè, insomma, ma qua facciamo tante anche altre robe, dalla poente Luganiche oppure la pinza per il pane vin o il brusaveccia, come che si dice in curso. Niente, un struccone a tutti e a presto, ciao!
ringrazio Alberto Meda Costella. Ricordo che oltre a destinazione Cile, destinazione Perù, la ultima pubblicazione è destinazione Arborea, che è a disposizione presso la nostra associazione. Concludo ricordando Darcy Lo Sluzzato, Onorio Tonial, Rubilio Costa e il professor Meozilio, e ringraziando i relatori, gli organizzatori, il pubblico che ci ha seguito in diretta, ricordando che la registrazione dell'evento rimarrà pubblicata in rete sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell'Associazione Veneti nel Mondo APS. A voi la poesia La famiglia di Gianni Sardo, un veneto di Arborea. Via San Marco e uno struccone a tutti. Mi chiamo Gianni Sardo e so qua recitarvi una mia poesia che la si intitola La famiglia. La famiglia, la se qui da me pare. Una famiglia umile, contadina, che la se vegnesta so qua ad Arborea in Sardegna, di qua del Fosso Piccolo, nel 1938. E vi racconto come se fosse lui a contarvela. La famiglia. Siamo pora gente e siamo venuti su con niente. Tredese, non è il numero che se ga portai schei, è il numero di noi altri fradei. Mia mamma la era sempre Dio comprare, fertile come la terra che se ga dà da mangiare. Cogliera da lavorare, non bisognava star lì a pregare. Vacche da guernare, terra da voltare, schina curva e pedalare. Latte sempre poco da consegnare, perché prima tante bocche bisognava soddisfare. La domenica sì che se pregava, se no erece e te tirava. Siamo pora gente, siamo venuti su con niente. Al raccolto, al paron, bisognava anche rubare, solo perché la fame la era dura da calmare. Solo una roba che era in abbondanza, regole, rigore e buona creanza. Al momento tutta roba che non impinia la panza, ma col tempo alla famiglia che dà tanta sostanza. Alle nostre raize siamo taccai e le nostre tradizioni ne piace portare avanti. Se una roba sta qua, che gacciapà tutti quanti. Un po' che la società se bea grassa, noi altri avevamo sempre ben in mente che siamo pora gente e siamo venuti su con niente. Vi saluto tutti, un struccon, ciao!